persone a Castelfranco per i funerali di Vanessa Ballan nel giorno del lutto regionale. Il vescovo di Treviso: non c'è motivo che possa giustificare quanto accaduto, questo è il male, dice, non possiamo venire a patti con il male. Il compagno Nicola sorretto dagli amici davanti alla bara a parlare in chiesa, anche il fratello di Vanessa: non giriamoci dall'altra parte. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari, il governatore Zaia: basta sconti. Tra le tante persone presenti anche le colleghe di lavoro, tra dolore e rabbia. Era meravigliosa, tutto questo non doveva succedere. A cosa servono le leggi, dice una di loro. Picchia la compagna, la perseguita. Anche in ospedale a Padova è stato arrestato un 23enne, la prima applicazione in Veneto del codice rosso bis, che consente l'arresto in differita, non solo in flagranza. Il 36% dei medici in Veneto pensa di lasciare il pubblico, 1 su 4 non rifarebbe il dottor, l'indagine della Federazione Medici Internisti Ospedalieri. Malore improvviso a Cortina, operato d'urgenza al cuore. A Treviso il politologo Vittorio Emanuele Parsi, uno dei massimi esperti di relazioni internazionali e volto noto di talk show. La passione per il mare, la forte determinazione e la voglia di scoprire nuovi orizzonti a bordo delle navi è la storia della bassanese Alessandra Campagnolo, secondo ufficiale di coperta. Buonasera, ben ritrovati in diretta. Il telegiornale del Veneto ci porta a Castelfranco in apertura, dove oggi è stato dato l'ultimo saluto a Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Spineda dal 41enne kosovaro Bujar Fandagi. La tragedia senza senso, con il male non si scende a patti, così ha detto il vescovo di Treviso Michele Tomasi. Non giriamoci dall'altra parte, sono invece le parole del fratello di Vanessa. È un silenzio quasi irreale quello che avvolge l'arrivo di Vanessa Ballan nella sua Castelfranco. Dentro e fuori il Duomo sono oltre 1000 le persone che prima accompagnano il feretro con lo sguardo, poi sorreggono i familiari della ragazza e il compagno Nicola. La città ha trattenuto il respiro per tutta la cerimonia, rispettando un lutto che non è stato di circostanza e che ha coinvolto l'intera Castellana, con il sindaco Stefano Marcon e il collega di Riese Pio X Matteo Guidolin, accanto a tutti i colleghi della Marca Occidentale e a diversi esponenti politici, dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari al presidente della regione del Veneto Luca Zaia, prefetto, questore e forze dell'ordine. A dare voce a un'intera comunità, il vescovo Michele Tomasi. Non c'è un motivo al mondo che giustifichi questo atto, questa violenza, non c'è mai, non c'è sicuramente nel caso di Vanessa e della creatura che lei portava nel grembo. Ed è allora una totale insensatezza che rompe nella vita, in una vita come le nostre, normali, alle volte magari un po' incoerenti. Non c'è un senso nella sua brutale uccisione. Questo è il male. E con il male non abbiamo il diritto di venire a patti. Parole dure che però lasciano spazio alla fede, una fede che va coltivata nel silenzio della verità. Silenzio nella preghiera che invoca la consolazione delle vittime e la conversione dei violenti. Non certo il silenzio della ricerca della verità, della giustizia, nemmeno il silenzio nell'impegno per una civiltà che rifiuti nelle parole, negli atti e nei fatti la violenza sulle donne e che superi finalmente la follia di voler possedere una persona. Messaggio che fa proprio il fratello di Vanessa. Il suo ricordo personale diventa un appello potente nel giorno più doloroso. Dovremmo imparare di più ad aprirci agli altri, ad essere accorti, ad essere vicini cercando di comprendere di più i cuori e non girarci dall'altra parte solo perché abbiamo tante cose da fare. Indossiamo gli occhiali sbagliati, dovremmo buttarli via e mettere quelli dell'amore. Ha ricordato Iole Tassitani, il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha chiesto pene esemplari. Basta sconti di pena, dice il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari.
È la seconda volta che vengo in questa chiesa per un femminicidio, peraltro. Prima Iole Tassitani e oggi Vanessa Ballan. Penso che non ci sia altro da aggiungere se non quello che bisogna, da un lato, inasprire ancora di più le pene, perché pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni e non restarci a vita in carcere è grave. E dall'altro il lavoro di comunità, esattamente quello a cui ha fatto riferimento il fratello di Vanessa. Non aggiungo altro. E credo che ognuno debba fare il proprio per evitare ancora episodi di questo genere. L'indignazione non basta, quello che abbiamo fatto anche di recente con il Codice Rosso è sicuramente utile, se ci sarà bisogno di fare ancora qualcosa noi ci saremo. E credo che sconti di pena, sconti nelle procedure non possano più esistere. A salutare Vanessa un'intera comunità, poi accanto a lei, accanto alla famiglia, anche tutte le colleghe di lavoro. C'è una collega di lavoro al supermercato. Posso dirvi altro? Che ricordo hai di Vanessa? Meraviglioso. Era un'amica stupenda. La ricorderò per sempre. Era una persona meravigliosa. Una persona migliore non lo potevi trovare. Arianna, le lacrime sgorgano tra la voce rotta. Ha lavorato fianco a fianco di Vanessa in quel supermercato che insieme a lei ha condiviso la pressione del suo carnefice. Ne ricorda il sorriso, la bontà, la luce negli occhi per la vita e l'amore per il suo bambino. Ed insieme ad Arianna, oggi per l'ultimo saluto a Vanessa, c'erano tutti i suoi colleghi di lavoro. Abbiamo tanta rabbia, sì. Forse si vede, ma ce la teniamo per noi. Abbiamo tanta rabbia perché non doveva succedere. Nessuno era a conoscenza della relazione trascorsa tra i due. Fandagi era per loro un semplice cliente attratto da Vanessa, ma diverse commesse avevano intercettato nel tempo quella presenza come un'ossessione. Noi avevamo paura, sì, però cosa potevamo fare? Niente. Però, perché avevate paura? Perché è una persona che non ti fidi già dal vedere dalla faccia. Se lei ci diceva cosa potevamo fare, lo facevamo. Magari denunciare anche noi ragazze, facevamo una denuncia. Anche se facevamo una denuncia, magari non serviva. E io mi dico ancora a cosa servono le leggi. Tra le centinaia di testimonianze di vicinanza, quelle per la famiglia. Sono amica della nonna e mi fa male il cuore perché so quando che è nata Vanessa. Siamo troppo scossi da questa vicenda e ci dispiace. Voi conoscete la famiglia? Sì. Nicola è il ragazzo? Nicola, sì. Lavora per noi, è non un dipendente, ma comunque siccome lui fa posatore di piastrelle, quindi era un nostro, diciamo, collaboratore. Quindi oggi voi siete qui per sostenere Nicola? Sostenere la famiglia, sì. O di chi, pur non conoscendo la vittima, ha voluto portare l'affetto di un'intera comunità. Avevo piacere ad essere qui oggi, semplicemente come gesto simbolico. Non ho parole, non dico niente. Il bambino, quello di 4 anni, come può sentirsi quando gli verrà detto tutta la situazione, come è successo, della mamma e che il fratellino non ha potuto nascere, non ha potuto conoscerlo. Bisognerà stare vicini a questo bambino. Esattamente. Io sono qui per sostenere contro la violenza, insomma, che non ci sia più violenza, non ci siano più queste cose. La vita è bella e breve, non serve fare queste cose qua. E il sottosegretario Stellari ha nominato Codice Rosso che ci porta a Padova, prima applicazione del Codice Rosso bis in Veneto, ad essere arrestato un 23enne accusato di violenza nei confronti della compagna. Aggrediva e minacciava la compagna 21enne, arrestato grazie al Codice Rosso bis, il compagno 21enne, di origine marocchina. È il primo caso in Veneto dell'applicazione delle nuove norme sulla violenza di genere. La polizia è intervenuta in pronto soccorso dopo la segnalazione giunta al numero di emergenza 113 che riferiva di aver trasportato presso la struttura sanitaria una donna che poco prima era stata aggredita fisicamente dal compagno.
La pattuglia, durante il tragitto per recarsi in ospedale, veniva informata nuovamente dalla sala operativa che il compagno si era portato proprio nei pressi dell'ospedale alla ricerca della giovane donna. Giunti al nosocomio, gli agenti hanno parlato con lei, scossa ed agitata, che ha raccontato di come la situazione con il convivente fosse degenerata dopo un anno. L'uomo si era fatto sempre più opprimente, cercando di limitare l'autonomia della 21enne. La giovane ha dichiarato che nel corso della serata era andata a visionare una nuova stanza dove alloggiare. Tuttavia, l'uomo, volendo a tutti i costi accompagnarla, l'aveva seguita. Ne era nato un litigio, l'uomo era diventato nervoso e violento, trattenendola per il braccio e torcendole il polso. La vittima era scoppiata in lacrime, venendo vista da alcuni passanti che avevano allertato il 118. Inoltre, alcuni giorni prima, la 21enne era stata vittima di un'altra aggressione fisica da parte del compagno, a seguito della quale aveva perso i sensi e veniva portata all'ospedale di Chioggia. Durante il racconto dei fatti ai poliziotti, la donna riceveva continue chiamate e messaggi da parte del compagno. L'uomo, intanto, si era nuovamente ripresentato al triage del pronto soccorso, è stato rintracciato dai poliziotti e portato in questura per accertamenti. A seguito della procedura di identificazione è stato arrestato per maltrattamenti e portato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Padova, in applicazione della nuova fattispecie chiamata arresto in flagranza differita. La ragazza, invece, è stata ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti. Ancora la sanità, un'indagine dell'associazione che raggruppa i medici internisti rivela che un dottore su 4, se potesse tornare indietro, non sceglierebbe medicina, e poi una percentuale alta, il 36% dei medici intervistati, passerebbe al privato. Potesse tornare indietro, un medico su 4 in Veneto non si iscriverebbe a medicina. Il dato preoccupante emerge dall'indagine condotta a livello nazionale da FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Uno scoramento evidente dai dati raccolti. Il più preoccupante è quello sulle intenzioni di abbandonare la sanità pubblica. Il 36% degli intervistati pensa di appendere in anticipo il camice bianco al chiodo, soprattutto per evitare presenti e futuri tagli alle pensioni, ma anche per i carichi di lavoro eccessivi. Eppure, nonostante le intenzioni personali, oltre il 70% degli intervistati vede ancora il Servizio Sanitario Nazionale come un baluardo del diritto alla salute. Per il 25% il problema rimane la carenza di personale medico ed infermieristico, soprattutto se rapportato all'intensità di cura medio-alta dei reparti di medicina interna, ancora classificati come reparti a bassa intensità di cura, nonostante assorbano circa il 50% di tutti i ricoveri ospedalieri. La scarsa valorizzazione del medico di medicina interna nell'organizzazione del lavoro ospedaliero è invece segnalata da un altro 25% degli internisti, quasi un plebiscito per l'utilizzo degli specializzandi a copertura dei vuoti in pianta organica. I camici bianchi del Veneto bocciano anche la proposta di pagare meglio gli straordinari, come previsto dalla manovra, per recuperare lo scoglio delle liste d'attesa. Quasi la metà degli intervistati infatti ha dichiarato che basterebbe assumere più personale. Olimpiadi Milano-Cortina, questa mattina Simico ha pubblicato il bando per la pista da bob versione light, come aveva assicurato ieri il ministro Salvini a Malo. La base di gara resta di 81.610.000 euro, il risparmio è un taglio netto di 20 milioni di euro delle opere accessorie non necessarie per lo svolgimento delle gare. Da oggi le aziende interessate avranno a disposizione 21 giorni per proporre la propria candidatura. La scadenza del bando è fissata per il 18 di gennaio alle ore 12. Poi non potranno più essere presentate ulteriori domande. Ora si attende di vedere se ci sono effettivamente aziende interessate, considerando che il primo bando è andato completamente deserto. Il taglio a metrature e numero di piazzali e parcheggi, così come il netto ridimensionamento delle strutture stesse, dovrebbe servire proprio ad invogliare le imprese. Ore di apprensione per le condizioni di Vittorio Emanuele Parsi, professore della Cattolica, tra i più noti esperti di questioni geopolitiche, operato d'urgenza al Cuore a Treviso, si trovava a Cortina.
Si trovava a Cortina per una breve vacanza quando è stato colto da un dolore al petto violentissimo. Vittorio Emanuele Parsi, 62 anni, professore ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica, analista geopolitico tra i più apprezzati in Italia e all'estero, volto noto di talk show e trasmissioni televisive, è stato operato d'urgenza al cuore all'ospedale di Treviso. Parsi si è sentito male nella serata di mercoledì. Dopo aver accusato il malore è stato portato al vicino ospedale Codivilla di Cortina. Da lì, valutata la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito prima a Belluno e poi al Cafoncello, dove il professore dopo l'intervento è stato ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono molto gravi. A Treviso i familiari sono in attesa. Parsi si è sempre occupato delle trasformazioni del sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda, della politica estera italiana e della sicurezza in Medio Oriente, fino alla questione dell'invasione russa all'Ucraina, tema sul quale è stato tra i riferimenti più costanti dei media del nostro paese. Innumerevoli le collaborazioni con i giornali, centri studi e università. La passione per il mare, la determinazione e la voglia di scoprire nuovi orizzonti. Vi presentiamo la seconda ufficiale di coperta, la bassonese Alessandra Campagnolo. Alessandra Campagnolo, bassanese, 23 anni, è una seconda ufficiale di coperta nelle navi da crociera. Per lei una passione che ha da quando era ragazzina, rivolta al mare e alla sua tutela, che la impegna da sempre. Ieri un sogno, oggi un'occupazione che l'ha vista farsi strada con determinazione e professionalità. Un diploma con massimo dei voti e lode all'Istituto Nautico Venier di Venezia, premiata come studentessa modello, iscritta alla facoltà di biologia marina. Ho iniziato a imbarcare già quando avevo 16 anni su navi a carico, mi sono innamorata dell'ambiente, quindi ho deciso che quello sarebbe stato il mio lavoro, almeno per questa fase della mia vita, e quindi niente, appena mi sono diplomata ho iniziato subito a imbarcare sulla navi da carico e insomma questa è diventata la mia ragione di vita. Questo lavoro richiede un sacco di sacrifici, soprattutto la parte familiare, gli affetti, partire, stare lontano da casa per tanto tempo non è facile, soprattutto perché la vita di bordo sembra quasi una realtà alternativa, nel senso si vive proprio come se fosse un'altra famiglia o quasi in una città, e quando si torna a casa bisogna un attimo, come se avessi messo in stop la vita qui e bisogna un attimo riprendere tutto quanto da capo, quindi sì, richiede molti sacrifici, però allo stesso tempo è molto stimolante. In questo io ho trovato la mia forza, nonostante le difficoltà del lavoro, anche magari rispetto il genere, perché magari sono una donna in un contesto molto maschile. Anche il fatto della giovane età sono tutte cose che mi hanno estremamente stimolata a tirar fuori il mio carattere, quindi sono contenta perché anche a livello personale sento che sto crescendo come persona grazie anche al percorso professionale che ho scelto. Gli occhi dell'ufficiale Campagnolo brillano di vita e di energia, di grinta e di passione quando ci racconta le sue esperienze. Il viaggio più bello che ho fatto, diciamo che sono appena stata al Polo Nord ed è stata un'esperienza per me emozionante, appunto perché non avevo mai visto tutto quel ghiaccio, non avevo visto mai quelle terre che sembrano completamente inabitate, in realtà pululano di vita. Invece il viaggio che non vedo l'ora di fare è quello in Antartide, che mi aspetta appunto tra pochissime settimane, dove avrò finalmente la possibilità di vedere i pinguini, di stare letteralmente alla fine del mondo, e per me è davvero una grandissima emozione. E per il suo futuro? Desidero di fare quello che posso per diventare la versione migliore di me. Ovviamente in mezzo ci sto mettendo tante cose come l'università, la scrittura, ci sono tante cose che mi stanno formando come persona, quindi spero di poter portare avanti tutte queste mie passioni insieme per diventare qualcuno, insomma, tra 10 anni. E con l'intervista di Alessandra Campagnolo ci fermiamo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati allo Meteo. Andiamo verso un capodanno senza freddo e con un peggioramento del tempo. Sabato 30 dicembre pressione atmosferica in diminuzione, ma sarà ancora stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo ancora la presenza della nebbia sulle zone pianeggianti, in particolare con cielo diffusamente coperto. Per vedere il sole si dovrà salire di altitudine e andare in quota. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche qui il cielo sarà grigio ovunque, ma con nuvolosità più consistente verso la costa, un po' meno sulle Alpi. Saranno ancora possibili locali foschie e nebbie. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo qui schiarite più ampie, al mattino alternate a qualche annuvolamento. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.